Sgominata dai carabinieri di Bassano, una banda che aveva seminato il panico tra la fine del 2025 e i primi mesi del 26, andando a colpire aziende orafe di mezza Italia, compreso il nostro territorio. Recuperata merce per oltre €500.000 e denunciati 3 soggetti per furto in concorso. Almeno una decina di episodi tra furti messi a segno e tentati che hanno visto prese di mira anche una ditta di Romano Dezzelino, dove i malviventi non erano però riusciti a portare a termine il colpo, una a Camisano Vicentino, dove erano entrati sfondando le porte blindate con una ruspa, e a Isola Vicentina. E ancora un colpo nel Veronese, 3 in provincia di Arezzo, 2 nelle Marche. Le indagini della compagnia bassanese sono partite a febbraio, quando, focalizzandosi sulle auto usate dai malviventi, gli inquirenti sono arrivati a Trezzano sul Naviglio. In un garage, la base del sodalizio criminale, trovate una pistola risultata rubata con le munizioni, €53.000 in contanti, monili di pregio, orologi di lusso e targhe clonate. Il rinvenimento dell'arma aveva fatto scattare l'arresto in flagranza per i 3 che si trovano tuttora a San Vittore. Da puntuali riscontri i militari hanno accertato le responsabilità della banda di pendolari transregionale che sapevano benissimo come eludere le forze dell'ordine. Utilizzavano vetture di grossa cilindrata intestate a prestanome e su queste applicavano targhe contraffatte perfettamente riprodotte che ingannavano i targa system dislocati lungo le strade. Vista la complessità dell'operazione, un plauso arriva dal sindaco di Romano Dezzelino, che parla dell'importanza del lavoro in sinergia tra pubblico e privato. Il fatto che da quell'attività poi ci siano state anche diverse sensibilizzazioni nella prendere altre misure, abbiamo deciso di investire su ancora altri varchi, su ancora altre telecamere, c'è stata anche una forte richiesta da parte di questi imprenditori, non solo quelli del settore orafo, e ci rende insomma più consapevoli che il sistema e il metodo sono quelli giusti. Oltre a questo è fondamentale il lavoro che hanno fatto e faranno le forze dell'ordine.